In occasione dell'anniversario dell'Unità d'Italia, Fratelli d'Italia, Villa Bonfiglio in memoria dei caduti. Nella giornata di ieri, Fratelli d'Italia ad Agrigento è stato presente presso il monumento dei caduti della Prima Guerra Mondiale all'interno della Villa Bonfiglio, al fine di provvedere alla pulizia del piazzale antistante nell'ambito dell'iniziativa Le radici della memoria e successivamente ha deposto un mazzo di fiori sotto la stele. Nei 160 anni dell'Unità d'Italia e quasi 100 anni dall'istituzione di tali luoghi abbiamo deciso di mobilitare iscritti e militanti per conferire nuovo lustro e onore a posti simbolo della nostra identità e dei valori patriottici, coniugando l'ambiente con il nostro amore per l'Italia. Nella giornata di ieri presenti consiglieri comunali di Fratelli d'Italia e i dirigenti del partito di Giorgia Meloni. Noi abbiamo aderito ad Agrigento all'iniziativa nazionale di Fratelli d'Italia e ci siamo ritrovati qui a deporre dei fiori perché per noi questa è una data molto importante, molto sentita. Noi amiamo tanto la nostra patria, quindi in queste date, in queste manifestazioni siamo sempre presenti con un orgoglio particolare. Siamo qui appunto per commemorare, i caduti per la nostra patria, nessuno meglio di Fratelli d'Italia può farlo, lo dice lo stesso nome del nostro partito, Fratelli d'Italia, che sono le prime parole del nostro inno nazionale. Siamo qui presenti come in tante altre piazze d'Italia, non ci smetteremo mai di difendere le nostre tradizioni e i nostri valori. Oggi è una data importantissima perché ricorre il 160° anniversario dell'Unità d'Italia. Chi più dei Fratelli d'Italia può ricordare questa data che racchiude un po' il nostro orgoglio nazionale e l'amore per la nostra patria, soprattutto in un momento così difficile e particolare della storia mondiale e italiana. Quindi ci siamo ritrovati qui proprio per ricordare le persone che si sono sacrificate per la nostra libertà, per i nostri valori e per tutto quello che rappresenta per noi la nostra nazione.